Giornata di manifestazione, di appuntamenti e colloqui. La Fonderia Anselmi di Campo San Piero è arrivata fino a Venezia in corteo per rivendicare lavoro e stipendi. Vogliamo lavoro e vogliamo soldi! E noi aspettando con i nostri soldi, che 2 mesi che senza soldi viviamo a fatica. Una giornata importante con colloqui in regione e buone nuove. Un'ora e mezza fa circa è arrivata la seconda proposta di acquisto da parte della Fonderia Ariotti. Un secondo formale interessamento che dà speranza e peserà sui tavoli istituzionali. Adesso dobbiamo portare a casa i nostri soldi, le retribuzioni di dicembre e di gennaio e soprattutto dobbiamo riaprire i forni. La Fonderia Anselmi, azienda con 60 anni di storia che produce ghisa, conta circa 120 dipendenti. Nel 2014 la società in liquidazione è stata messa in concordato ed è subentrato l'imprenditore vicentino Rino Dalle Rive, che l'ha presa in affitto trasformando la società in SRL con obbligo d'acquisto. L'acquisto poi non si è concretizzato e il 24 gennaio 2017 il Tribunale di Padova ha decretato il fallimento della SRL e ha nominato il curatore. Oggi ci sono 2 compratori alla porta. E oggi, in barba alle direttive comunali veneziane che vietano i cortei in periodo di carnevale, i lavoratori dell'Anselmi hanno sfilato proprio per le calli, mentre qualcuno comunque presidiava la sede padovana. E noi siamo là giorno e notte a controllare che non sparisca quello che c'è dentro. Questa mattina hanno provato a forzare il presidio per svuotare i modelli e le fusioni presenti ancora in azienda, per darci un segnale preciso che la fonderia non deve riaprire. Noi invece li abbiamo fermati, abbiamo reso impossibile questo atto. Un chiaro atto provocatorio nel giorno dell'incontro con la Regione del Veneto.